Presentata l'edizione 2019 di Carta Storie, progetto di social art promosso da ULS 4 Veneto Orientale, Studio Cromovisioni, FabCube e AidSam, allo scopo di valorizzare la creatività delle persone ospitate nei due centri di salute mentale di San Donà di Piave e Portogruaro. Attraverso dei laboratori terapeutico-riabilitativi vengono realizzati dei disegni, poi trasferiti su grandi rotoli di carta regalo che verrà distribuita ai negozianti per incartare i regali delle prossime festività. Questo progetto è vissuto con grande entusiasmo e soprattutto con grande motivazione dai ragazzi. I ragazzi si sentono coinvolti e devo dire che si sentono proprio protagonisti di questo progetto, perché poi i loro disegni vengono, come dire, condivisi con la comunità e vengono anche apprezzati perché finiscono nella carta da regalo, una carta per incartare i sogni, finiscono nelle shopper e quindi vedono il loro lavoro circolare per la città e questo è motivo di grande soddisfazione. Un lavoro che serve anche ad avvicinare questi due mondi. Assolutamente, è proprio questo l'obiettivo principale, avvicinare il loro mondo e il mondo in qualche maniera che idealmente sta fuori dove dovremmo stare tutti. Dottoressa, quali sono i risultati sulle persone che frequentano il centro? Allora, le persone che frequentano il centro e fanno parte di questo progetto sono sicuramente molto più attivate, molto più contente perché vedono realizzata in oggetti che sono anche molto belli da vedere, che escono dal centro di salute mentale e che vengono usati dalla comunità. Un progetto che incontra arte e sociale, e questo per mettere in contatto anche con il mondo esterno, diciamo, alla loro realtà. Certo, questo per mettere in contatto il mondo interno, il mondo della malattia, col mondo esterno, diciamo così, col mondo della normalità e della salute, ma che sia un contatto e una permeabilità tra questi due mondi.